Ben ritrovati con l'informazione locale di Radio Adige TV, benvenuti a una nuova edizione di TG Daily. Vediamo la prima pagina del Daily Verona, il quotidiano digitale che arriva ogni sera via mail e via WhatsApp. Vi ricordo è gratuito, basta iscriversi, c'è anche il canale Telegram e il canale WhatsApp. Verona dimenticata in Veneto, è un luogo comune o c'è un fondo di verità? C'è chi denuncia una città ai margini dell'impero e chi, al contrario, smentisce ogni complesso di periferia, a patto però di saper fare squadra. Verona è davvero trascurata in Veneto? Lo abbiamo chiesto ai nostri politici veronesi durante le puntate del format Un quarto d'ora con, di cui insomma vi abbiamo fatto vedere le interviste nelle scorse settimane. 20 politici veronesi, dal Parlamento europeo alla regione passando per i palazzi romani. Forza Italia accusa la giunta Zaia di aver fatto delle differenze, di aver lasciato indietro Verona in qualche modo. Le minoranze anche qui attaccano Zaia, più discariche, meno investimenti sul lago di Garda, dice la consigliera del PD Anna Maria Bigon, e problemi sul lago anche secondo la senatrice dei Verdi Aurora Floridia. Il consigliere Valdegamberi dice sarebbe ora di avere un presidente del Veneto, ma i candidati li scelgono a Roma i partiti e non i cittadini, sottolinea. Il senatore di Fratelli d'Italia Matteo Gelmetti, anche lui dice servirebbe un presidente di regione veronese. Verona ha sempre ottenuto risultati concreti quando la politica locale è stata coesa, serve più attenzione. Anche qui la sua compagna di partito di Fratelli d'Italia, la deputata Morgante. Il consigliere sempre di Fratelli d'Italia Stefano Casali sottolinea come il benessere che c'era a Verona dal punto di vista finanziario ha fatto sì che per anni negli scorsi decenni si rinunciasse alle opportunità della regione, mentre Padova, Treviso e Venezia, che non avevano questa forza finanziaria, facevano asse e si rivolgevano alla regione. Ora però è cambiata la situazione, sottolinea Casali. C'è un fondo di verità, secondo il consigliere Andreoli e il consigliere Corsi e il deputato maschio. La provincia scaligera è stata marginale rispetto al potenziale e ora insomma bisogna recuperare con strategia e visione. C'è anche la distanza fisica da considerare, Paolo Borchia, il segretario della Lega di Verona, ma una distanza superabile, e infatti per molti è un luogo comune quello di una Verona dimenticata in Veneto, certamente per la vicepresidente del Veneto veronese Elisa De Berti, per il senatore Paolo Tosato, il consigliere Rigo, l'eurodeputato Polato, che insomma plaudono all'impegno della giunta Zaia, così come il consigliere Piccinini, Sponda e il deputato Padovani. Insomma, trovate poi il resoconto e anche i video di queste interviste qui sul sito dailyverona.it, un approfondimento su quella che appunto è o meno un luogo comune. Attenzione, fino a lunedì 11 agosto in Veneto allarme climatico per disagio fisico, giornate molto calde in vista con tutte le misure da prendere in contrasto. Poi una brutta esperienza ieri sera, temono di essere accerchiati dai lupi sul Monte Baldo, 2 ragazzi danno l'allarme. È successo ieri sera in zona Forte Naole, i 2 giovani che se la sono cavata però con un grande spavento. I vigili del fuoco e il soccorso alpino che sono arrivati in zona non hanno trovato lupi, che però insomma effettivamente sono diffusi sulla montagna veronese. Ponte Nuovo senza impalcature, l'assessore Benini conferma la riapertura. La prossima settimana Verona avrà un ponte in più, però si scusa anche con i cittadini per la durata del cantiere, iniziato ancora nel 2021 quando il sindaco era ancora Federico Sborina, quindi veramente un cantiere durato anni. Professioni sanitarie, aperte le iscrizioni a Verona, fino al 26 agosto è possibile iscriversi ai corsi offerti dall'Università Scaligera per l'anno accademico in partenza. Verona ricorda le tragedie di Hiroshima e Nagasaki sull'Adige, sabato 9 l'iniziativa delle lanterne che illumineranno l'Adige a partire dalle 21:30. Continuiamo con le notizie dalla provincia. Flusso turistico, controlli rafforzati sul lago e nell'entroterra. Ieri sera forze dei carabinieri fra Peschiera, Castelnuovo e Valeggio sul Mincio. Intensificazione dei controlli proseguirà per tutto il mese di agosto, quando appunto il flusso turistico è maggiore.
Provincia di Verona prima per richieste di passaporti in posta, più di 12.000 le richieste presentate fino ad oggi negli uffici postali di Verona e provincia. Proseguiamo con le pagine dell'economia. Verona e Garda Veneto, trend turistici positivi per Ferragosto 2025. I dati forniti dal osservatorio turistico della Verona in Garda Foundation, dati positivi da hotel, extra alberghiero e campeggi. Il 15 agosto picchi fino all'88% sul lago di Garda e 70% in città. Per quanto riguarda l'occupazione, balzo di 15 punti in città rispetto allo scorso anno. Il presidente Paolo Artelio della Destination Verona e Garda dice una panoramica positiva per quanto riguarda il comparto alberghiero, extra alberghiero e campeggi, a dispetto delle cronache di questi giorni sull'inversione del potere d'acquisto del turista e appunto picco del 70% nella notte del 25 a Verona, il lago 88%, open air, quindi anche campeggi 86%, complice il meteo promettente. Trovate tutti i dati qui su veronaeconomia.it. Sempre dalle pagine dell'economia, sul Daily ancora comparto turistico, rete elettrica efficiente, incontro fra e-distribuzione e Federalberghi Veneto, la società della gestione della rete con l'associazione degli albergatori sul tema della qualità del servizio a supporto della vocazione turistica del territorio. Importante ovviamente i servizi eccellenti. Pinot Grigio delle Venezie ha prorogato il blocco delle superfici vitate nell'ambito dell'accordo fra il tavolo con le amministrazioni e l'ente, il consorzio appunto di tutela del Pinot Grigio DOC delle Venezie. Banca Valsabbina cresce a 33 milioni l'utile netto. Sport calcio, Hellas nel weekend, amichevoli con il San Paoli e la nazionale giapponese universitaria. Sold out a Imst in Austria per il settore dedicato ai tifosi giallo-blu in vista dell'amichevole con i tedeschi del San Paoli, squadra di Bundesliga. Poi domenica Veronello sfida a porte chiuse con i giapponesi. Il settore ospiti, appunto riservato ai tifosi del Verona, è sold out per la partita di domani, una sfida alle 16 appunto nel Tirolo austriaco, che aveva fatto sollevare qualche perplessità vista la radicale differenza di posizionamento politico fra gli schieramenti più vivaci delle due tifoserie. A Veronello invece domenica alle 17 la partita con la Japan University Football Association, la nazionale giapponese universitaria, qui porte chiuse appunto, però diretta streaming su YouTube. Continuiamo con lo sport, Scaligera Basket, via la stagione, martedì primo incontro con i tifosi, oggi e domani test fisici e atletici, domani pomeriggio primo allenamento sul campo e martedì primi incontri con media e tifosi. Spettacoli, a Castel San Pietro arriva il Teodorico Summer Fest 2025, cinema, teatro e musica sulla terrazza con vista su Verona. Torna dal 13 al 15 agosto la rassegna gratuita del teatro scientifico in collaborazione con il comune e supporto di Cari Verona. Cosa fare a Verona e provincia? Tanti eventi questo sabato 9 agosto, ne vediamo una carrellata. Teatro è servito al Castello di Montorio, spettacolo per l'estate al Lazzaretto, sempre a Verona, le Lanterne di Pace come abbiamo visto, sul Colle di Cavalcaselle la Notte di San Lorenzo, tanti eventi fra 9 e 10 agosto, al cinema Gin dei BTS, le Notte Magiche a Campo di Brenzone, sabato c'è Luca Barbarossa, poi domenica i musici di Francesco Guccini, questa sera c'è Rita Duran. Verdi protagonista questa sera con Rigoletto e poi Nabucco sabato e Aida domenica. Continua la Sagra di Pescantina, continuano la Compagnia Zero.it a Santa Eufemia e l'Estravagario Teatro a Santa Maria in Organo, continua il Lago di Garda in Love, insomma tanti eventi da scoprire per questo weekend. E anche le storie, come la storia di Giuseppe Corso, il veronese morto nel disastro di Marcinelle, di cui oggi cade il triste anniversario, fu una delle vittime veronesi.
e trovate la sua storia su giornalepantheon.it e come sempre sul Daily nella sezione community. Si chiude questo appuntamento con il TG Daily, vi ringrazio per averci seguito e buon proseguimento con Radio Adige TV e tutti i canali Verona Network.